È innamorato di Margherita. Buonasera signora. Buonasera. Ecco, di solito questo ruolo è un ruolo in travestì, lo fanno, spesse volte viene fatto da donne. Sì, è voix de garçon, diciamo, voix de la garçon. voce da mezzo che si avvicina alla voce del ragazzino. Ecco, il suo personaggio? Ecco, io lo pensavo interpretato in tante maniere. Può essere un personaggio tipo cherubino, e in questo caso faccio proprio tipo cherubino perché il direttore stacca dei tempi molto veloci e la mia aria si avvicina un po' alla primaria delle Nozze di Figaro, del cherubino, perché è piena di palpitazione giovanile. E a volte, infatti sono stata un po' ripresa perché facevo un personaggio un po' troppo forte. Pensavo che essendo innamorato potesse essere un po' tipo tenorino, un po' più maschio. Sì. Quindi ho fatto tutto uno studio per fare dei suoni di petto, per fare la voce più maschile possibile, invece mi è stato detto, siccome c'è un recitativo che si taglia sempre, e dove dice je ne suis qu'un enfant, non sono che un fanciullo ma l'anima d'un uomo. E quindi ho riflettuto, ho dovuto ridimensionare il personaggio e pensare che è un fanciullo, in effetti schiarire tutta la voce, pensare, tante volte la fanno fare anche a un soprano, perché è molto acuta la parte. Sì, certo. E quindi ci vuole o un mezzo soprano chiaro che vada facilmente negli acuti, oppure un soprano, anticamente si chiamava secondo soprano. Ho capito. È un ruolo simpaticissimo, anche se breve, perché è il personaggio fresco dell'opera, diciamo, è il personaggio anche positivo tra il bene e il male, è quello che accetta il peccato, che perdona Margherita, dice solo tu, anche se lui è innamorato naturalmente, però di solito a un fanciullo si lascia influenzare dalla società, invece lui ama anche chi pecca, diciamo, è un personaggio bello, positivo. Il maestro concertatore e direttore d'orchestra di questo Faust cagliaritano è il maestro Ivo Lipanovic. Lo troviamo nel camerino